Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi è lunedì e abbiamo il consueto appuntamento con le Sibille. Questa sera rispondiamo alla domanda: si avvereranno i miei desideri, almeno il mio desiderio, il mio progetto nel futuro? Dunque concentratevi, mi raccomando, su quello che è il vostro desiderio per l'immediato futuro e vedremo insomma cosa avverrà. Ma prima di cominciare vi ricordo come sempre che siamo su Facebook, ci trovate nei gruppi I Casti Sacerdotali e nel gruppo Radiestesia, Radionica, Tarologia e Ermetismo. Dunque veniteci a trovare, chiedete, fate la richiesta di iscrizione ai gruppi, così che potrete accedere anche ad altre condivisioni, soprattutto legate appunto alla radiestesia, alla radionica, a video conoscitivi su quello che è l'esoterismo in generale. Dunque potete appunto usufruire di questa possibilità gratuita. Che dirvi ancora? È recentemente uscito, scusate, non ero preparata, però ci tengo, il libro che abbiamo con tanto amore preparato inizialmente in formato ebook e adesso è nella versione cartacea, Il Marietto Veneziano e io. Il Marietto ha curato tutto l'aspetto dell'impaginazione inizialmente sull'ebook e ovviamente i quadranti, scusate, e i circuiti radiestesici e radionici. Io ho curato tutto l'aspetto appunto strutturale di quello che è un metodo assolutamente certo e sicuro, fondato sull'ermetismo e sulla difesa, ma anche su la magia e la correzione della personalità. Dunque, se vi interessa, ve lo ricordo, Introduzione alla magia radionica, edito da Home Edizioni. Un'altra cosa che tengo a dire, abbiamo un sito su cui troverete moltissimo materiale gratuito in ebook, in dispense da scaricare e dunque libero accesso al sito www.ilcapitano.intervista.org. Veramente se lo girate come sito troverete appunto molte risorse che abbiamo regalato e donato veramente con tutto il cuore. Infine, sempre nel sito c'è una sezione shop dove conoscerete appunto i nostri servizi. Vi ricordo che noi ci occupiamo di riequilibri energetici con l'ausilio della radiestesia, della radionica, indagini di ogni tipo, dunque per lavoro, per progetti futuri, per ritrovare oggetti, per controllare l'affinità con altre persone, se avete dubbi su quale scelta da fare, insomma, siamo a disposizione. Un consulto privato ha un costo di 20 euro, una durata di 45 minuti. Dunque i nostri consulti non sono solo basati sulla tarologia, ma anche radiestesia e radionica. E in ultimo io mi occupo anche di astrologia, dunque durante un consulto vediamo sempre molte cose da più prospettive, da più punti di vista. Bene, vi ricordo stasera i mazzetti, questa sera uso delle carte speciali, sono queste, sono carte ingombrantissime ma molto molto belle, dunque sono pittoresche, oltretutto veramente carine, farò una fatica a mescolarle, ho un metodo tutto mio tratto dai casinò, scherzo ovviamente. Allora, la domanda di stasera è: realizzerò i miei progetti o il progetto, i miei desideri si realizzano nel prossimo periodo? Dunque stasera non domande private, le rimandiamo a venerdì. Il lunedì è dedicato ai mazzetti, dunque concentratevi su quello che è il vostro desiderio più grande, più importante, oppure su un progetto che vi sta a cuore. La domanda è generica, dunque potete tranquillamente adattarla alle circostanze che vi sta a cuore realizzare nella vostra vita. E vi ricordo appunto venerdì risponderò in ordine di arrivo alle vostre domande, ok? Dunque ho differenziato un po' gli appuntamenti per permettere anche a chi arriva un po' tardi di poter avere comunque una risposta.
Bene, io ho pronto tutto. Voi siete pronti? Vediamo un po'. Queste sono le carte. Io non le preparo prima, le preparo con voi. Avete visto? Sono così imponenti che per forza di cose dobbiamo usare un qualche mezzo. Beh, questo più di buon auspicio per i progetti non potrebbe essere. Allora, eccoci qua. Facciamo ancora una mescolatina. Vediamo un po', ecco qua. Pensate quando faccio il consulto a casa, che piace carte. Allora, sono così grandi che... E 5. Voilà. Allora, facciamo un po' di ordine. Per aiutarvi, io ho preparato i cristalli. Vediamo un po', così che vi aiuta magari a entrare in risonanza con qualcuno, con qualcosa, di questi mazzetti. Mi raccomando, concentratevi, pensate al vostro progetto, al vostro desiderio per il prossimo futuro e andiamo adesso a interpretarle. Dunque, anche se ho cominciato da qui, beh, possiamo anche dire che questo è l'1, cambiamo un po', in genere faccio l'1 da lì, poi via. Partiamo da qua, 1, 2, 3, 4, 5. Pensateci bene e procediamo col primo. Allora, facciamo un po' di spazio perché i mazzetti li lasciamo visibili, così che... Allora, le ho messe in quest'ordine, 1, 2, 3. Allora, dunque, diciamo che come inizio non è un inizio straordinario, è un inizio un po' in salita, perché questa carta chiaramente indica delle difficoltà. Probabilmente se stavamo progettando un qualcosa in collaborazione con qualcuno, è possibile che questa collaborazione, questo sodalizio non sia più possibile. Probabilmente si entrerà in un'incomprensione piuttosto importante al punto da portare un'attesa, un ritardo, un allungamento dei tempi. Questo allontanamento, possiamo dire, questa incomprensione potrebbe nascere anche per questioni di incompatibilità di carattere, oppure è possibile che subentrino fattori estranei alla nostra volontà e che dunque portino un clima di incertezza. È possibile anche che la incomprensione, questo contrasto ci porti proprio a non fidarci più dell'altra persona. Dunque, è chiaro che potrebbe voler dire molte cose, anche rispondere eventualmente a domande a carattere sentimentale, perché è chiaro che il progetto o il desiderio può ovviamente estendersi a 360 gradi in ogni ambito della nostra vita. Dunque, se abbiamo un progetto con qualcuno, è possibile che non vada come vorremmo. È possibile anche che se pensavamo o siamo in un momento di crisi con la persona che ci sta a cuore, con la persona che amiamo, questa crisi non venga superata. Dunque, direi che è una risposta non positiva, è una risposta che invita all'attesa, invita alla riflessione
E, è chiaro che porta comunque ritardi e soprattutto la possibilità che ci sia confusione, instabilità, sfiducia. Ovviamente è necessario riformulare il nostro progetto probabilmente da soli. Dunque, se si trattava di un progetto lavorativo che prevedeva una collaborazione con qualcuno, dovremo rivedere i nostri piani e procedere autonomamente. Dunque non sarà possibile portare avanti il progetto con un collaboratore, con un socio, eccetera. Se il progetto era di tipo sentimentale e speriamo che quella persona voglia stare con noi o stia con noi finalmente, in realtà ci dobbiamo aspettare un periodo ancora di attesa e frustrazione. Anzi, è probabile che una qualche incomprensione dia la sensazione di allontanamento e ulteriore solitudine. Dunque, per quanto riguarda le questioni lavorative o i progetti di un'attività o un qualcosa che abbiamo nel cassetto, purtroppo questa cosa dovrà ancora per un periodo restare nel cassetto. È possibile che dovremo rivedere tutto il progetto e rielaborare quello che era la nostra strategia. E se si tratta di una relazione, è possibile che dovremo vivere un periodo di solitudine e probabilmente con qualche malinconia legata appunto alla persona che si è allontanata. Dunque, non forzate la mano in niente, questo potrebbe portare questa famosa incomprensione, dunque prendetevi già voi del tempo per elaborare quali sono i punti deboli del vostro progetto e piuttosto cominciate a rallentare un po' e a vedere eventuali alternative, strategie di emergenza o il famoso piano B. In ogni caso, questo, secondo la direzione che gli state dando, non andrà a buon fine, dunque attenzione. E questo era il mazzetto numero 1. Passiamo al secondo mazzetto. Allora, questo è chiaramente un mazzetto molto più interessante, perché in questo progetto che noi abbiamo, che potrebbe essere un progetto lavorativo, un qualcosa, come ho detto prima, la domanda è questa, in ogni caso è un grande entusiasmo, una voglia di fare, siamo veramente o innamorati, ricambiati da questa persona, oppure il nostro progetto ci appassiona, ci piace tantissimo, ci coinvolge, ci stiamo impegnando veramente moltissimo. È chiaro che questa situazione ha un forte ascendente su di noi, è come se sentissimo di dover andare fino in fondo a questa cosa e è chiaro che siamo spinti dal massimo entusiasmo. È sicuramente un qualcosa che accende in noi i più nobili sentimenti, ma anche le passioni più forti. C'è proprio un richiamo dei sensi. Può essere questo da intendere in molte direzioni. Pensate solo a quella straordinaria concentrazione ricca proprio di misticismo, possiamo anche dire, tipica degli artisti, quando sono completamente concentrati nel loro progetto, nel loro sogno che stanno trasformando in un'opera. Dunque, ritengo che chi ha scelto questo mazzetto stia vivendo veramente un momento di grande, grande produttività, ma anche stimolazione di pensieri, progetti, cioè c'è veramente un fermento anche intellettuale basato però su bisogni, istinti primari. Dunque c'è un qualcosa di forte, di potente che ci attrae e che ci spinge ad andare anche al di là di quelli che sono i limiti materiali. Probabilmente siamo spinti anche a continuare a sognare,
dare proprio un sapore di sogno, questo sogno che desideriamo con tutti noi stessi realizzare. Dunque siamo ancora in una fase in cui è possibile cioè c'è tutto il potenziale del nostro progetto, noi siamo veramente coinvolti nella sua realizzazione, non ci tiriamo assolutamente indietro, anzi siamo pieni di entusiasmo, di energie e veramente impegnati in questo progetto. Attenzione, ciò non toglie, perché finora sembra che io abbia detto qualcosa che spinga all'irrazionalità. In realtà la presenza di questa lama ci spiega come tutta questa passione, questa energia, come se provenisse da regni spirituali superiori, come se ricevessimo un'ispirazione portata dai più alti sentimenti, ma anche dal richiamo proprio, come ho detto, della passione dei sensi, in realtà è comunque calibrata da un certo equilibrio, da una saggezza, da la capacità di assaggiare e gustare un po' alla volta tutta questa spinta entusiastica alla creazione. Dunque ritengo, qualunque sia il progetto o l'ambizione che vi arde dentro e che vi spinge ad andare avanti, comunque sia controbilanciata da buon senso, dalla capacità di moderare quelli che sono gli slanci più istintivi con la riflessione, la capacità appunto di prevenire comunque eventuali pericoli e scansare dunque un fallimento. Io direi che assolutamente è un'ottima scelta, un ottimo mazzetto, perché ci sta appunto dicendo che siamo colmi di entusiasmo. Se si tratta di una relazione, allora il nostro amore è grande, è ricambiato, c'è anche una forte attrazione, ma è un rapporto vissuto con maturità. Dunque direi che sotto tutti gli aspetti è una buona scelta, un buon mazzetto. Andiamo avanti. E passiamo al terzo. Allora, il terzo mazzetto ci spiega che è possibile che il nostro progetto o il nostro desiderio possa dipendere da un qualcosa, da una notizia che forse aspettiamo, da un incontro, da qualche chiarimento riguardo degli aspetti poco chiari ancora o qualcosa che non è stato ancora rivelato per intero. Dunque, intanto c'è un qualcosa che riguarda noi e che stiamo per scoprire. Dunque, c'è sicuramente in ogni caso, per quello che riguarda la nostra scelta, la scelta del terzo mazzetto, qualcosa di favorevole, perché abbiamo, come dire, una specie di aiuto che ci proviene appunto dall'invisibile. Dunque può voler dire che sì, è vero che ancora non tutto si è chiarificato davanti a noi, che c'è ancora qualche aspetto che noi non conosciamo, ma che il nostro progetto comunque è guidato, diciamo così, da forze superiori. Dunque può essere anche qualche buon transito astrologico, può essere semplicemente che è il tempo giusto, che una vostra richiesta è stata comunque ascoltata e che è prossimo un qualcosa, no? Che porta un beneficio. Dunque, per quanto riguarda il nostro progetto, è chiaro che siamo su una buona strada, ma nonostante l'aiuto che ci proviene da forze superiori, forze benefiche, che potrà essere poi ehm,
veramente da qualsiasi direzione. Abbiamo detto qualche influsso benefico astrologico, ma anche il karma stesso che decide che è il momento giusto per qualcosa. Nonostante ciò, ci aspetta una prova. Dunque è possibile che, nonostante sia un momento comunque, come dire, un tempismo voluto dall'alto, comunque la parte che ancora dobbiamo andare a conoscere, quella notizia, questo segreto che sta per esserci rivelato, porterà comunque del contrasto. È possibile che si tratti di una prova karmica, una prova del destino. Dunque il progetto o la cosa che ci sta a cuore nasconde una crescita che avviene però con una prova. Dunque è possibile che comunque non sia immediato il nostro risultato e che probabilmente non è tanto il desiderio o il progetto in sé che abbiamo nel nostro cuore a essere importante, quanto piuttosto il modo in cui arriveremo e ciò che ci prepara all'ottenimento del nostro risultato. Dunque, come dire che il vero viaggio non è l'arrivo, cioè, ma è il vero dono sta proprio nel viaggio in sé. Dunque, ci aspetta quasi sicuramente uno scontro, potrebbe essere con qualcuno con cui collaboriamo che ci ha nascosto qualcosa, oppure potrebbe trattarsi, in caso di questioni sentimentali, che qualcosa c'era stato nascosto, ma che il destino vuole che lo veniamo a scoprire e che questo porti appunto un litigio, una incomprensione, una sfida. Ma non solo, la sfida potrebbe essere con noi stessi, con i nostri stessi limiti, oppure con un concorrente che magari cerca di batterci sul tempo. Fermo restando che noi siamo sostenuti dall'invisibile e che dunque questa prova comunque è un po' preordinata. Bene, è chiaro che ancora non c'è l'esito, dunque ancora la realizzazione non c'è, ma ci spiega che siamo sul giusto cammino perché se non altro è voluto dall'alto. Allora, questo è un esito, un mazzetto di nuovo più sereno, perché probabilmente il nostro progetto o il nostro desiderio ha a che fare con una persona o qualcuno che ci può veramente dare una mano. Dunque siamo o ci siamo rivolti o ci dobbiamo rivolgere a qualcuno che ci aiuti, che ci guidi, che ci insegni qualcosa. Dunque è anche possibile che il nostro progetto passi per un esame o per un'interrogazione o per comunque una prova, il superamento di un qualcosa per il quale comunque ci siamo preparati. Dunque c'è richiesta partecipazione, c'è richiesta assoluta serietà nel nostro progetto. Potrebbe essere in ogni caso anche da un punto di vista sentimentale, ci viene richiesto di essere seri, partecipi, affidabili e la stessa cosa probabilmente la chiediamo a nostra volta. Dunque c'è qualcuno che sul nostro cammino, nell'immediato o è già presente, può veramente insegnarci qualcosa, può trasmetterci qualcosa sia in termini di valori della vita, ma anche su noi stessi, portando probabilmente in noi un accrescimento di qualche tipo. Dunque il nostro progetto ci richiede studio, applicazione, abnegazione e effettivamente questo è tutto ciò che noi desideriamo, è ciò in cui noi riponiamo le nostre aspettative, ma è anche più vicino di quello che noi possiamo immaginare. Dunque si tratta di farsi trovare pronti.
di non perdere tempo e di lavorare sodo, chiedendo anche l'aiuto di qualcuno più bravo di noi, più preparato di noi, che possa mostrarci come possiamo arrivare a realizzare il nostro progetto in modo certo e valido. Dunque, se il vostro progetto è legato a questioni sentimentali, se il vostro desiderio riguarda i sentimenti, allora vi è chiesto di applicarvi, di impegnarvi, di essere responsabili, di dimostrare il vostro valore, ma anche la vostra affidabilità, perché le speranze che questo evento, questo desiderio che voi avete sia vicino è molto alta. Dunque, in effetti, l'ultima lama dice che improvvisamente arriveranno delle comunicazioni molto importanti, delle novità veramente notevoli per quello che è la vostra domanda, il vostro progetto. Dunque, da un punto di vista delle relazioni, potrebbe appunto essere che il vostro impegno, la prova insomma che supererete dimostrando lealtà, affidabilità, sia appunto il preludio a un esito più vicino di quello che potete immaginare o perfino sperare. Se invece il vostro desiderio, il vostro progetto riguarda qualche cosa che volete costruire nel futuro a livello lavorativo o qualsiasi altro progetto, allora applicatevi, studiate, fatevi trovare pronti perché è dietro l'angolo questa realizzazione, potrebbe arrivare all'improvviso con una comunicazione che probabilmente non vi aspettate così presto. Dunque, se passa per una prova, per un esame, c'è il superamento dell'esame. E dunque direi che è un'altra stesa molto positiva. Andiamo avanti e vediamo l'ultimo. E questo. Allora, questa è interessante, una stesa molto particolare che ci dice che la riuscita è praticamente subito, è già lì, a portata di mano. Però purtroppo questa riuscita, che era tanto desiderata, avrà un esito assolutamente imprevisto, non paragonabile alle aspettative. Dunque, la grande volontà che vi ha spinto all'affermazione, alla riuscita, vi porterà a sentirvi immensamente soli. Dunque è possibile che da una parte, se per esempio si tratta di una situazione sentimentale, potrebbe anche essere che abbiate una vostra conferma, la conferma che tanto aspettavate, ma che questa cosa muoia prima ancora di cominciare. Dunque potrebbe parlare di una relazione mordi e fuggi o di qualcosa che non è destinato a durare. Potrebbe anche essere che in qualche modo quello che voi pensavate essere la vostra gioia si riveli invece una grandissima delusione. Dunque diciamo che la realizzazione c'è, ma potrebbe conseguirne una delusione di qualche tipo. Dunque, probabilmente non era come lo immaginavate, non era come sognavate che andassero le cose, sebbene una prima gioia, poi c'è comunque un momento di isolamento, di tristezza, comunque il risultato ottenuto non durerà. Questo vi spingerà a mettervi di nuovo in gioco. Probabilmente potrebbe anche essere legato a qualche competizione, qualche antagonista, la presenza di qualche altra persona che concorre per lo stesso risultato. Dunque, se stiamo parlando per esempio di questioni sentimentali, allora abbiamo capito che è possibile che ci sia
la conferma, come abbiamo detto prima, ma che questa porti a un'immediata delusione o comunque una delusione nel giro di poco tempo, forse a causa dell'esistenza di qualche altra persona interessata alla stessa persona che sta fuori a noi. Dunque, da un punto di vista sentimentale, c'è da fare comunque attenzione, perché magari la persona che noi tanto desideriamo potrebbe essere interessata ad altro, magari darci quella soddisfazione, quel contentino, ma non impegnarsi più di tanto, e questo non portare poi alla durata del risultato che speravamo. Da un punto di vista dei progetti, qualsiasi esso sia, magari in ambito economico, lavorativo, attenzione, perché questo successo così immediato, questa realizzazione nasconde un'insidia con la possibilità di perdita di denaro. Dunque, piuttosto rallentate, magari guardate meglio quello che in questo momento vi sfugge, perché siete travolti da un grande entusiasmo, da una grande forza che non vi fa guardare magari con lungimiranza. Dunque attenti, non lanciatevi a capofitto, non gettatevi a capofitto in un'impresa, perché potrebbe essere deleteria. Dunque prendetevi invece più tempo per valutare tutto, soprattutto la possibilità che esistano concorrenti o altre persone che vi mettano in condizione di doverle sfidare, o comunque di dover superare voi stessi, i vostri stessi limiti, col rischio che poi non siate veramente pronti a vincere la partita. Dunque è un invito, questo mazzetto, alla riflessione, a non essere troppo impulsivi, a non essere precipitosi, piuttosto valutare bene, con molta attenzione, i passi e soprattutto i rischi che state correndo, perché probabilmente li avete sottovalutati. Bene, detto questo, con questo si sono chiusi i 5 mazzetti, spero che abbiate avuto una risposta. Vi ricordo che mercoledì sera ci sarà il Marietto sul suo canale YouTube. Faremo anche qualche diretta all'interno dei gruppi nei quali siamo amministratori, moderatori. Dunque nei prossimi giorni seguiteci anche su Facebook, mattino o pomeriggio daremo comunque l'avviso, sempre comunque a livello gratuito, ma vi ricordo che siamo disponibili anche per consulti privati a pagamento, durante i quali possiamo approfondire veramente molto, e con 45 minuti a vostra disposizione le domande che potrete fare sono ovviamente tutte quelle che entrano nel tempo che vi dedichiamo. Dunque vi ringrazio tantissimo per la vostra partecipazione, per esserci stati, spero che abbiate passato un tempo piacevole in mia compagnia. Vi ringrazio come sempre e vi ricordo comunque anche il mio appuntamento di venerdì sera alle 21:30. Un grande abbraccio, un grande ringraziamento a tutti, a presto dalla Hilde.